Buongiorno amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi impareremo come si fanno gli attacchi, degni di essere definiti tali, e ovviamente di chi andiamo a guardare la partita. Ovviamente del grande Mikhail Tal, che gioca col bianco contro il nero Gomez Bahilo George. Allora, andiamo a vedere com'è andata la partita. C4, C6, D4, D5, cavallo C3. Vado abbastanza velocemente perché siamo in apertura, sono tutte mosse di routine. Qui uno si aspetterebbe un E6 probabilmente, ma G6 rientrando così in una Grunfeld, praticamente in una variante della Grunfeld. Cavallo F3, alfiere G7, donna B3, arrocco, e fin qui tutto a posto. Ora, probabilmente nella moderna teoria, oddio, anche se questa partita è stata giocata nel 1987, si sarebbe giocato un alfiere 2 o alfiere D3. Tal preferisce prima giocare alfiere D2, E6, alfiere D3. Ok, il bianco diciamo ha terminato il proprio sviluppo, ora manca solo un bel arrocco e la partita può continuare così. Ora i problemi diciamo ce li ha un po' il nero, no? Perché quali sono i problemi del nero? In questi tipi di sistemi il problema è sempre essenzialmente l'alfiere, campo chiaro, che non sa praticamente dove muoversi, ha bisogno di spazio dove uscire e o si gioca a un certo punto B6 per far uscire l'alfiere in fianchetto o in A6, oppure si trova il modo per spingere il pedone in modo tale che l'alfiere abbia la diagonale C8 H3 libera. Dunque il nero ora gioca appunto B6. Il problema di B6 ovviamente è che se prima c'era una struttura molto solida, il problema di B6 è che rende questo pedoncino debole, perché questo pedoncino ora è protetto solo dal cavallo, ma questo cavallo probabilmente prima o poi se ne andrà via da qui, non so, cavallo BD7, e quel pedone diventerà un punto di attacco per il bianco. Arrocco corto, cavallo BD7, come dicevamo, eccolo qua. C per D5 e per D5. Ok, ora non so se riesci a vedere, ma questo è ovviamente un punto d'attacco. Il bianco potrà metterci una bellissima torre su colonna C e iniziare a fare pressione su quel punto. Ecco come escono fuori i piani di gioco. È il turno per ora del bianco che non gioca torre C1 ma gioca E4. Ragazzi, ricordiamoci che stiamo parlando di Tal, un giocatore che era dedito all'attacco e infatti le sue partite duravano poco perché riusciva sempre a massacrare i propri avversari nel giro di poco tempo. Il nero dice che non ha nulla da perdere col cambio, qui si cattura di cavallo, C5. Ok, il nero in effetti ha risolto un po' i propri problemi, a questo punto è super protetto, quindi non ha problemi. Poi potrà metterci l'alfiere qui che sarà molto forte, quindi ok, tutto ok. Se non fosse che il buon Tal gioca cavallo D6. Riesci a capire il motivo di cavallo D6? Ovviamente serve anche eventualmente a cambiarlo per quell'alfiere e impedirgli anche di andare in B7, ma il cavallo in D6 ha anche un altro scopo che non voglio evidenziarti ora, te lo dico fra poco. Il nero continua ignaro di ogni pericolo, C per D4 e adesso riesci a vedere qual è la mossa vincente del bianco. Ti lascio 10 secondi per pensarci. Ok, la mossa che fa vincere il bianco è cavallo per F7, ma tu mi dirai, ma la torre non può catturare? Ok, vediamo che cosa succede con la cattura di torre. Ora, ovviamente non possiamo catturare di regina, altrimenti poi c'è il re. Funziona in questo modo, abbiamo alfiere C4, aumentiamo la pressione, ora siamo due attaccanti contro questo pezzo e c'è un solo difensore che è il re. Che cosa si fa qui? C'è poco da fare. Si può togliere il re perché se gioca
cavallo C5 con l'idea di minacciarci la donna, intanto ne facciamo alfiere per F7 scacco. Quindi qui deve spostare il re e addirittura perde un pezzo intero e qui il nero può anche abbandonare. Motivo per cui su cavallo per F7 il nero non gioca torre per F7 ma gioca subito cavallo C5 per minacciarci la donna, con l'idea di adesso la donna deve comunque sempre rimanere su questa diagonale per difendere il proprio cavallo, poiché se la donna si sposta il nero poi può catturare il cavallo, giusto? E in effetti ora c'è qualche piccolo problema, per esempio su donna C4 ora ci sarebbe tranquillamente la cattura di questo cavallo perché l'alfiere bianco non può più arrivare su C4, se la donna va in D5 semplicemente viene scambiata con l'altra donna e ovviamente in E6 non si può andare perché questa casa è controllata sia dall'alfiere che dal cavallo. Sembra che il bianco sia nei guai, ma c'è sempre la risorsa, semplicemente è vero, io ho la donna sotto, ma anche il nero ha la donna sotto. Dunque, occhio per occhio, tac, tac. Ora il bianco non è costretto a giocare questa mossa, indebolendo la propria struttura pedonale, ma c'è questo elegantissimo scacco in C4 con attacco doppio su re e cavallo. Il re si sposta, mangio il cavallo, mangio il cavallo. Ok, siamo arrivati in questa situazione che è praticamente quasi un finale dove abbiamo lo stesso numero di pedoni, solo che la struttura pedonale del bianco è più costruita ad arte. Questo pedone è vero che è un pedone passato avanzato, ma è anche vero che è molto debole, anche perché il nero deve completare il proprio sviluppo. Sicuramente il bianco avrà i modi e le risorse per attaccare e guadagnare questo pedone. Ma ovviamente, ripeto, stiamo parlando di Tal, non si accontenta di un pedone, lui vuole fare scacco matto, non so se ci siamo capiti, Motivo per cui adesso con il bianco, con ancora le due torri da sviluppare, gioca cavallo E5. Ha visto subito che c'era quel punto F7 debole, con l'idea di fare il famoso doppio su re e torre, e dunque è il momento. Che cosa accade se il nero decide di giocare torre F8 per cercare di controllare quel punto? C'è semplicemente, a parte che si può andare anche in F7 e il nero è quasi obbligato a dare la qualità, ma c'è subito alfiere B4, costringendo la torre ad andare via sia da F8 sia da F7, quindi è pericolosissima. Motivo per cui il nero decide di giocare torre in D5 con l'idea di sacrificare la qualità, però almeno non voglio più vedere quell'alfiere e quel cavallo così forti. Ma Tal giocò torre in F, va in E1 e su questa mossa il nero abbandonò. Perché? Perché amico mio, qui ci sono tantissime minacce, cioè quando ti rendi conto che tu non hai più possibilità di difesa è inutile continuare a giocare. Adesso c'è una torre sotto, questo cavallo che può andare sempre in F7 che con la collaborazione dell'alfiere in B3 potranno fare il solito mulinello, si chiama, no? Dove una serie di attacchi di scoperta, intanto il cavallo si mangia tutto. Qui ora c'è vero, c'è questo cavallo che controlla la casa in E8, ma c'è sempre una possibilità praticamente di matto in poche mosse. Vediamo come poteva continuare, vediamo una continuazione, perché qui il nero ha abbandonato. Poteva giocare, non so, spostava la torre, andava in C5, scacco di cavallo, l'unica possibilità per il re è questa, cavallo in D6, scacco di scoperta e intanto questo cavallo si sta riposizionando. Re in H8, è inutile che andiamo ancora a dare scacco, altrimenti magari abbiamo la ripetizione. Alfiere in B4, questa torre, qui non può andare che c'è l'alfiere, qui c'è il cavallo, qui c'è l'alfiere, qui c'è la nostra torre, qui c'è il cavallo. Quindi o decide per esempio, non so, di andare in H5 o per esempio torre in C7 con l'idea di andare a dare una mano sulla settima traversa, cavallo in E8 minacciando la torre, ovviamente anche l'alfiere e ovviamente anche il cavallo, torre di 7 e ora c'è cavallo per F6. Tu dirai, ma come può essere vincente una mossa del genere? Alfiere per F6, torre in E8 scacco, re in G7 e ora finalmente alfiere in F8 scacco, il re qui non può andare, qui non può andare, può andare solo in H8 e
E adesso c'è l'elegantissimo scacco matto con alfiere H6. Queste case sono controllate dall'alfiere e questa dalla torre e dall'altro alfiere. La mossa è ovviamente uno scacco matto con scacco tra l'altro di scoperta da parte della torre. Micidiale, micidiale. Dunque, giusto per fare un riassunto di questa partita, tutto è nato da qui, con l'attacco su questo punto che noi sappiamo essere sempre un punto debole F7, è un punto debole sia prima dell'arrocco sia dopo l'arrocco. Troviamo tanti casi in tante partite di grandi maestri di sacrifici su F7 proprio perché è un punto cruciale, il motivo per cui, e questo lo dico anche spesso all'interno dell'accademia, agli studenti dell'accademia di Matto Scacco, che sono agli inizi, magari non tutti ovviamente, non giocate F3, F4 subito perché è un punto debole e lasciate praticamente scoperta questa diagonale che è molto importante, oltre che ovviamente anche quest'altra di diagonale. Va bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, io vi lascio con un gran saluto, come al solito vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, un commento che mi fa sempre piacere leggervi e niente, ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!